Il Napoli è sull'orlo di una rivoluzione tecnica e i tifosi attendono con ansia le ultime novità sulla dirigenza della squadra. Sotto la visione di Aurelio De Laurentiis, la dirigenza del club sta lavorando senza sosta per migliorare i campioni d'Italia. Recentemente, la nomina di Francesco Calzona come allenatore, nonostante il suo contratto con la nazionale slovacca fino alla Coppa del Mondo 2026, sembra indicare un cambiamento non permanente per il club italiano. Alla ricerca di un approccio innovativo e sostenibile, De Laurentiis ha rivolto la sua attenzione a un nome promettente, Francesco Farioli, attualmente responsabile del Nizza. Farioli si è distinto per l'equilibrio delle sue squadre sia in difesa che in attacco, con un approccio strategico e un'attenzione allo sviluppo a lungo termine. Secondo Calciomercato.it, il Napoli ha seguito da vicino i progressi di Farioli negli ultimi mesi, impressionato dalla sua capacità di trasformare squadre con risorse limitate in contendenti formidabili. Il suo potenziale arrivo al Napoli promette di inaugurare una nuova era per il club, con la promessa di uno stile di gioco più equilibrato e innovativo, in linea con le ambizioni di De Laurentiis di consolidare il club a livello nazionale e internazionale. L'esperienza e la visione di Farioli sono considerate fondamentali per portare il Napoli a nuovi livelli nel panorama calcistico europeo. Ora tocca ai tifosi esprimere la loro opinione su questa strategia del Napoli e rimanere sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sul futuro del club. Amici, restate sintonizzati sul nostro canale per le ultime notizie sul Napoli. Alla prossima! Forza Napoli, sempre!